prossimamente c'è la probabilità che io faccia anche questo qui, giù 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 per il tubo. Attenzione, state entrando in un poligono di tiro. Per la vostra sicurezza siete pregati di controllare le giornate di tiro. Se ho capito bene bisogna andare su fino a Palla Fontana e sarà tutto così. Non riesco a portare su la bici, è troppo difficile, è troppo pesante. Vediamo com'è. Tanto là la bici non me la ruba nessuno, perché non che i caprioli, i cervi. La bici è là dietro, Ho già fatto tanta fatica da solo senza avere la bici a spalla. Le mie gambe non sono più quelle di una volta e nemmeno il mio fiato. E dobbiamo arrivare lassù. Cacchio. Non ce la faccio. Controllare. Che bellezza. Sono enormi ste formiche qua. Wow, wow, che meraviglia, peccato che non conosco i funghi. Eccoci, alla fontana. Wow, meraviglia. Vediamo se ci sono le aquile. Gesù. Boh. Non c'è scritto niente. Valfredda di Gais. Si intravede appena. Breccia di là. Allora faccio così. Provo a percorrere tutto il giro a piedi e poi torno a recuperare la bici. Credo che sia l'unica cosa saggia. Esplorare il sentiero prima a piedi. Quel bosco sicuramente è percorribile, sta zona qua no. Dai. Cavolo, è così lontana quella cima, mica se ci arrivo. Gesù. Sì, c'è un po' di pelo, ma non saprei dire. Forse è lupo, ma non sono sicuro. Qua abbiamo un tratto attrezzato, dunque probabilmente qui c'è un punto molto esposto e dovremmo stare attenti. Fa del peso in bici, Ok, qua non sembra male, ma bisogna andare più giù. O lo faccio tutto o vabbè, non importa, noi dobbiamo andare da un'altra parte, poi un giorno lo faremo magari a piedi. Bon, ho esplorato questo, ora andiamo su di qua. Guarda che piante meravigliose che ci sono qua.
ci verrei a abitare. Mughi a non finire. Beh, questa è da fare a piedi. Vediamo la cima dell'altro monte e sull'altro versante con il bosco. Lì potrebbe essere un'altra storia. Oh, dove siamo? Mamma mia, non mi tocchi tornare indietro. Che posto magnifico, impressionante e anche un po' inquietante, mette un certo timore. Porco cane, strettino e scivoloso. La prossima volta lo farò nel senso inverso. Guarda qua grotte fioi, grotte a nastro qua. Ci dovremmo essere quasi. Per fortuna il GPS che mi dice che la traccia va da sta parte, ma se no non si vedono più segni e la traccia del sentiero è quasi impercettibile. Qua vicino, a circa 180 metri, c'è il terzo bus del jazz, oltre a quello già famoso e omonimo lì sopra la Valle Fritz e l'altro sotto la cima del Cornier. Anche qua ce n'è un altro, sempre bus del jazz. Segni non ce ne sono più. È 30 metri sopra il sentiero. Devo tornare in posizione. L'ho ritrovato. Allora ho capito, in questo punto qua mancano segni. Io facendo questo tratto naturalmente ho preso questa via e sono andato di là, mentre il sentiero è a destra. Là, però è dietro una pianta, si vede male. E in più lì c'è un altro segno, comunque si va su a destra. Dovremmo andare a vedere del bus del jazz, dai, visto che siamo qua.